Alessandro Berton, presidente Union Mare Veneto. Ecco, come avete reagito alla notizia che l'Agenzia del Demanio ha rifiutato, quindi ha respinto la vostra richiesta di almeno diminuire i canoni demaniali per quanto riguarda il 2020? Abbiamo appreso la notizia ricevendo le prime lettere da parte dell'Agenzia del Demanio che sono state indirizzate ai vari concessionari nei comuni della Costa Veneta. Siamo ovviamente molto rammaricati, non solo perché questa istanza legittima prodotta da Union Mare Veneto in collaborazione con i colleghi, gli amici di Faita, poteva essere accolta, ma soprattutto per le modalità con cui è stata respinta. Sentirsi dire in maniera asettica, in vero e proprio burocratese, che in assenza di una normativa specifica non si può considerare il Covid una calamità, ci fa sorridere, ma è un sorriso amaro in considerazione del fatto che proprio in questi giorni il nostro governo sta discutendo di prorogare lo stato di emergenza. C'è grande amarezza. Tra l'altro voi stessi nell'istanza di un paio di mesi fa citavate delle norme di legge che invece andavano incontro alle vostre richieste. Sì, assolutamente. L'istanza che è stata presentata da Union Mare Veneto e da Faita si basava fondamentalmente su due riferimenti normativi. Uno dei due è una legge finanziaria del governo italiano del 2016 che appunto prevedeva la possibilità di ridurre il pagamento del canone per una minore fruizione del bene, questo a causa appunto di calamità naturali. Noi riteniamo che l'emergenza sanitaria che è imperversata negli scorsi mesi abbia fortemente ridotto sia in termini temporali il periodo stagionale ma anche in termini prestazionali, ed è evidente che la stagione è stata molto condizionata, quindi riteniamo che ci fossero tutti i presupposti quantomeno per aprire un dialogo, una cabina di regia, un confronto. La norma prevede una riduzione fino al 50%, ci sarebbe bastato un segnale, ebbene questo segnale non è arrivato, ennesima dimostrazione di come il turismo venga sempre considerato un pochino una industria di serie B. Ecco, adesso cosa farà Union Mare Veneto? Union Mare Veneto si è già attivata sempre all'interno del sistema Confcommercio, non solo sull'ambito regionale. Siamo in attesa della nomina della nuova giunta e quindi attendiamo che il governatore Zaia dia le deleghe al nuovo assessore al demanio, con cui inizieremo da subito un'interlocuzione, ma attraverso gli esponenti territoriali del governo. Abbiamo già preso contatto con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Barretta, al quale avevamo già rappresentato in epoca di lockdown quali fossero le necessità di questo comparto. Crediamo veramente sia arrivato il momento che il governo capisca che il turismo ha bisogno di quelle attenzioni strategiche per un piano di rilancio che purtroppo fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto. Lei tra l'altro ha sempre evocato il gioco di squadra, quindi il coinvolgimento di tutte le istituzioni ad ogni livello, compreso quello locale. Ma sì, assolutamente, anche questo ci fa sorridere. In questi giorni sentiamo molte persone, anche qualche amministratore che in qualche modo si vanta dello sforzo che è stato fatto nel far partire questa stagione. Siamo un paese senza memoria. A me piace ricordare che è grazie soprattutto al coraggio dei tanti imprenditori della costa che la scorsa stagione balneare è partita. A Jesolo abbiamo dato idealmente il via con il taglio del nastro alla stagione balneare, facendo partire la grande macchina del turismo. Questo soprattutto appunto al coraggio e all'intraprendenza degli operatori del turismo veneto. Se così non fosse stato, in questi mesi oltre che di emergenza sanitaria probabilmente staremmo discutendo anche di emergenza sociale per le decine di migliaia di persone che non sarebbero state impiegate nel nostro comparto. Ci vuole maggiore coesione, maggiore spirito di squadra, categorie, imprenditoria, amministratori, regione. Dobbiamo riuscire a trovare la quadra, a lavorare bene assieme per ottenere un risultato condiviso.